Eccole le impressionanti immagini del tornado che oggi si è scagliato con estrema violenza su Fiesso Umbertiano, nell'Alto Polesine. Un vortice di vento e pioggia che ha sradicato alberi, pali della luce e divelto un tetto di una bifamiliare in via Traversagno. La forza devastante del vento, come si può vedere dalle immagini di Luca Tecchiato, è riuscita a sollevare il tetto fortunatamente senza causare feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco al lavoro senza sosta dal primo pomeriggio per mettere in sicurezza l'area e aiutare l'abitazione colpita. Immagini che mettono i brividi e che hanno creato non poco panico tra chi abita nelle vicinanze. Nei prossimi giorni i tecnici procederanno a mappare la larghezza e la continuità del corridoio di distruzione lasciato dal passaggio della tromba d'aria, oltre a quantificare l'entità dei danni. Sul posto è intervenuto anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, che proprio nelle scorse ore aveva dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di maltempo che aveva colpito anche Verona, Treviso, Vicenza e Venezia negli ultimi giorni. Abbiamo aperto anche con tutti gli strumenti necessari la dichiarazione dello stato di emergenza per quanto riguarda il nostro territorio. Tra l'altro oggi sarò a Rovigo in prima persona a verificare anche eventualmente i danni che si sono verificati. Restano ore di allerta, ovviamente noi siamo in costante collegamento con la Protezione Civile per verificare e monitorare. Ovviamente speriamo che la situazione si possa risolvere al meglio.